Proseguono le indagini sull'omicidio di Gemona. La ricostruzione dei fatti che hanno portato all'assassinio di Alessandro Venier nella casa di Via dei Lotti è affidata per ora alle sole dichiarazioni di Lorena Venier, la mamma della vittima, che ha confessato raccontando di aver organizzato il tutto su richiesta della nuora e di averlo commesso insieme, per poi occuparsi lei del taglio in tre pezzi del cadavere allo scopo di rinchiuderlo coperto di calce in un bidone della spazzatura, dove è stato ritrovato. Lorena è stata interrogata 2 volte dal pubblico ministero Giorgio Milillo e una dal GIP Maria Rosa Persico. A quanto si apprende, la donna non ha mai modificato la versione dei fatti raccontata al magistrato nel primo colloquio dopo l'arresto. L'ultima volta è stata sentita mercoledì, per 3 ore. È rimasta finora in silenzio invece Meli Incastro Monsalvo, la compagna della vittima e mamma della loro bambina di 6 mesi, ora seguita dai servizi sociali del comune di Gemona. La giovane colombiana si trova detenuta nella struttura per la custodia attenuata a Mestre, prevista per le mamme di figli con meno di 1 anno di età. Ha chiesto che la bambina venga affidata ai genitori che vivono in Colombia. La novità delle ultime ore è che si sono intensificati i contatti tra i nonni della bambina dal Sud America e il consolato colombiano in Italia e il Tribunale dei minori di Trieste. La triangolazione è propedeutica alla preparazione di documenti necessari e per fissare anche un colloquio tra loro e i giudici che dovranno valutare se ci sono le condizioni per affidargli la bambina, che in questo caso poi verrebbe portata in Colombia. I genitori di Maylin sono pronti a venire in Italia quando tutta la pratica sarà pronta. Per completare il quadro degli esami finora effettuati, mancano i risultati del tossicologico, che dovranno chiarire quale effetto hanno avuto i sedativi sciolti nella limonata e l'insulina iniettata da Lorena. Nel racconto della donna, Alessandro Venier è morto dopo 6 ore di agonia, strangolato con 2 lacci di scarpe da Meli Incastro Monsalvo.